È importante questa occasione, come tante altre che timidamente vengono fuori di confronto, in un momento nel quale sembrerebbe che poi la politica che è quella che comporta le sintesi per le scelte, stia venendo meno, no? Come obiettivo principale. E quindi è importante dimostrare anche che la politica ha anche la tolleranza di poter confrontare idee diverse o punti di vista diversi, pur nella ricerca di itinerari comuni, che comunque sempre ci sono, al di là delle visioni di orizzonte lungo. Sovranità. Veniamo da un'esperienza di Consiglio regionale a dir poco suggestiva. La Regione Sardegna sconta un ritardo incredibile perché affrontiamo i problemi del federalismo fiscale nazionale in assenza dell'adeguamento statutario, che ovviamente sarebbe stato necessario per cogliere questo obiettivo. È anche vero che la visione federalista che ci viene proposta è una visione tipo leghista, cioè parte da consapevolezze locali, non ha una visione globale e come tale diventa ancora più pericolosa quando si confronta poi con realtà che hanno una tradizione di autonomia speciale, quindi di vocazione naturale, culturale, a traguardare obiettivi di autonomia e di specialità particolari. Nel dibattito del Consiglio regionale io ho sostenuto che anche i partiti più tradizionalmente prudenti dovessero cominciare a prendere un attimo di coraggio. E questo coraggio si trae anche da considerazioni di tipo giuridico, no? Che non mettono a rischio l'impianto, diciamo, costituzionale della nostra autonomia, ma di fatto lo sollecitano un cambiamento. Quando nel 2007 ci fu censurata dalla Corte Costituzionale una legge regionale per l'effetto dell'uso del termine sovranità, la Corte Costituzionale usò un'argomentazione che secondo me è la più importante che possiamo oggi tenere presente nelle cose che dovremo affrontare. Disse: fino a quando lo Stato nazionale assume una configurazione centralista, il termine sovranità rischia di essere in rotta di collisione con l'impianto costituzionale. Ma nel momento in cui lo Stato nazionale prende le mosse per andare verso un suo assetto costituzionale di tipo federalista, la sovranità è un termine legittimo, perché il federalismo altro non fa che spezzare l'unica sovranità centralista dello Stato in tante sovranità cooperative, no? E concorrenti all'obiettivo. Ora, il problema è che se ne è fatto una questione di sintassi, quasi che i termini indipendenza, sovranità producessero degli anatemi rispetto alle consuetudini e alle mentalità culturali che ci sono. Io ritengo che noi dobbiamo riprendere questo elemento sapendo che dentro la possibile riconquista di un livello moderno di sovranità in uno Stato nazionale, no? Che vuol dire anche una sovranità di tipo competitivo, perché questo pone tutti nella condizione di confrontarsi con livelli sempre maggiori di autonomia e di sovranità, è la base di quel modello federalista sulla quale nei prossimi decenni si misurerà non solo la Sardegna e l'Italia, ma l'Europa, perché su quelle basi si configurerà la capacità di sviluppo, di creare nuovi modelli di sviluppo, di avere una concezione diversa della nostra autonomia. Quindi credo che il punto di partenza sia questo, non dimenticando, ho finito, vi chiedo scusa se ho sforato i 3 minuti, che c'è un problema colossale in Sardegna e nella specialità della Sardegna, che è il ruolo della Corte Costituzionale. Noi da 25-30 anni, se non di più, siamo sottoposti alla valutazione della Corte Costituzionale come se fossimo una regione a statuto ordinario, no? E questa anomalia va superata come l'hanno superata le più grandi autonomie insulari
dell'Europa, la Groenlandia e le isole Faroe, che hanno un meccanismo di garanzia paritetico per cui i contenziosi di carattere costituzionale prima vengono cercati di essere mediati attraverso una commissione paritetica, e solo se non si troverà l'accordo, se non si trova l'accordo in questa commissione paritetica tra Regione e Stato, si va dai giudici costituzionali. L'esperienza dice che dopo 50 anni di quell'autonomia non sono mai ricorsi alla Corte Costituzionale, hanno sempre trovato un accordo. Quindi, voglio dire, ci sono gli strumenti, anche gli esempi sui quali camminare, perché anche gradualmente la nostra capacità di esercizio autonomistico sia concreta e non sia inibita da questo sistema, diciamo, un po' ancora troppo centralista.